Sono stati attimi di terrore per la scossa di terremoto di magnitudo 7,3 che domenica sera ha colpito duramente soprattutto l'Iran. Palazzi sventrati e oltre 300 vittime e 2.500 feriti, secondo le autorità iraniane. Impossibile calcolare il numero degli sfollati, è stato mobilitato l'esercito per garantire una prima assistenza in questo freddo inverno a chi ha perso la casa. Particolarmente drammatica la situazione nella città di Sarpol e Zahab, che piange il maggior numero di vittime, e ospedali in tilt. La città si trova nel cratere del sisma, l'epicentro è proprio nella provincia di Kermanshah, a 15 km dal confine con l'Iraq. Sul territorio iracheno i danni a palazzi e case sono ingenti, ma il bilancio è fortunatamente meno grave. Per ora 4 vittime e 50 feriti. La scossa più forte ha letteralmente sbriciolato interi edifici. Ne sono seguiti almeno 50 di assestamento, già allestite con mezzi di fortuna le prime strutture di soccorso. Il terremoto è stato avvertito anche nella capitale dell'Iraq, Baghdad, con la popolazione che si è riversata per le strade in preda al panico. Il sisma si è sentito distintamente anche in diverse zone di Israele, in Turchia, in particolare nella città di Diyarbakir e persino in Qatar. Un attacco suicida contro un centro delle forze di sicurezza di Aden nel sud dello Yemen ha ucciso almeno 4 persone, secondo un bilancio provvisorio. L'attentato è stato messo a punto nel distretto di Al-Mansura. L'esplosione ha provocato anche diversi feriti. Colpita anche una moschea nella città portuale in cui ha sede il governo del presidente Abd Rabin Mansur Hadi e riconosciuto a livello internazionale. Nella stessa giornata un raid attribuito all'aviazione saudita ha colpito l'aeroporto della capitale Sana'a, controllata dai ribelli Houthi. Scenario di una guerra che, secondo le agenzie umanitarie delle Nazioni Unite, sta consumando nel silenzio la popolazione yemenita che versa in condizioni di estrema difficoltà. I flussi commerciali nel paese sono interrotti, il prezzo dei beni di prima necessità, cibo, carburante, è volato alle stelle. Questi elementi hanno causato enormi sofferenze alla popolazione, ha detto William Spindler, portavoce dell'Agenzia dell'ONU per i rifugiati. Non so, non ricordo. È la linea di difesa del ministro della giustizia americano Jeff Sessions nel corso dell'audizione al Congresso degli Stati Uniti in merito all'accusa di avere contribuito a mettere in relazione l'equipe della campagna elettorale di Donald Trump con la Russia di Vladimir Putin. Non accetto e rifiuto l'accusa di avere mentito, ha detto Sessions. Non avevo alcun ricordo di questa riunione fino a quando ho visto gli articoli sulla stampa. Ora sì, ricordo l'incontro del marzo 2016 al Trump Hotel al quale ha preso parte il signor Papadopoulos, ma non ho ricordo preciso di quel che abbia detto durante quell'incontro. Al centro delle rivelazioni pubblicate la scorsa settimana dalla stampa statunitense George Papadopoulos, uno dei consiglieri per la politica estera della campagna elettorale di colui che era allora il candidato Trump. Jeff Sessions aveva già dovuto autosospendersi da ogni ruolo riguardante le indagini sulle presunte ingerenze della Russia nelle presidenziali dopo aver ammesso le sue dimenticanze sulle discussioni avute con l'ambasciatore russo a Washington. Il primo ministro inglese Theresa May arriva tra gli applausi a Guildhall, l'antica sede del municipio di Londra, per il tradizionale banchetto del Lord Mayor. Ma non è solo una serata di cerimonie e festa, è anche l'occasione per sferrare un duro attacco alla Russia e a Putin. L'annessione illegale della Crimea alla Russia è stata la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale che una nazione sovrana ha preso con la forza il territorio di un altro paese in Europa. Da allora la Russia ha fomentato il conflitto nel Donbass in Ucraina, ha ripetutamente violato lo spazio aereo nazionale di diversi paesi europei e ha montato una campagna denigratoria sostenuta da spionaggio e pirateria informatica. È un pericolo per noi. Secondo la premier inglese, la Russia e il suo presidente Vladimir Putin rappresentano un'autentica minaccia. Theresa May ha accusato Mosca di ingerenze nelle elezioni di diversi paesi e di hackeraggio al Ministero della Difesa della Danimarca e al Parlamento tedesco, oltre alla diffusione di fake news e di fotomontaggi nel tentativo di minare le istituzioni occidentali. Ostia verso il ballottaggio per le elezioni del 10° municipio, già sciolto per infiltrazioni mafiose, ma i recenti fatti di cronaca hanno reso necessario un vertice sulla sicurezza presieduto dal ministro dell'interno Minniti. Parola d'ordine: vigilare. L'obiettivo che noi ci siamo dati è di liberare Ostia e il suo litorale dai condizionamenti mafiosi.
di liberare Ostia e il suo litorale dai condizionamenti della criminalità organizzata e comune. Vigilanza che sarà importante e tuttavia molto discreta, nel senso che appunto dovrà rispettare il libero percorso alla decisione dell'elettore. Lo scorso ottobre l'inflazione nel Regno Unito ha raggiunto i massimi da oltre 5 anni, arrivando al 3%. L'indice continua ad essere stabilizzato su questo livello e secondo gli analisti dovrebbe tornare a scendere nel 2018. La crescita salariale non è aumentata allo stesso ritmo dei prezzi di consumo, quindi al calare dell'inflazione si prevede una stabilizzazione dei consumi. Molto dipenderà dall'andamento dei negoziati sulla Brexit. In caso di mancato accordo probabilmente si assisterà ad un ulteriore deprezzamento della valuta britannica, mentre l'inflazione sarà soggetta a nuove pressioni rialziste. Se voi mi chiedete, perché tanto so che tra un secondo mi arriva questa domanda, io cosa farei al posto suo? Io mi dimetterei. Se il signor Tavecchio ritiene, magari dopo l'incontro di ieri, di essere la persona maggiormente deputata per portare avanti, diciamo, il nuovo corso, perché comunque di nuovo corso parliamo, della Federcalcio, si assume la responsabilità di questa decisione. Ventura non ha il rinnovo, quindi poi che si dimetta oggi, che è il 15 di novembre o 14 novembre, o che succeda fra 20 giorni o un mese, cambia poco. Nella sostanza mi sembra che su Ventura gli elementi sono abbastanza acclarati.